cittadini pagano. È il federalismo fiscale che chiede a Lega Nord, Bitonci, questo? Beh, il processo è iniziato, non è certamente concluso, perché come sappiamo tutti ci saranno i decreti delegati dove ci sarà la fase attuativa del federalismo. Certamente gli enti locali hanno bisogno di nuove risorse, queste risorse dovranno venire con un'equa distribuzione, non più come viene fatto adesso. Come si diceva prima, il ministro Calderoli ha aperto per quanto riguarda la compartecipazione all'IVA, anzi ha approvato un ordine del giorno dove ci sarà già una compartecipazione all'IVA entro il 31/12 di quest'anno e a copertura di quanto non è stato rimborsato ai comuni per l'ICI sulla prima casa, e penso che già sia questo un importante passaggio, perché molti comuni hanno avuto un minore trasferimento per quanto riguarda appunto l'ICI sulla prima casa. Dopo c'è stata un'apertura per quanto riguarda il futuro sulla compartecipazione IVA e anche sulla compartecipazione dell'IRPEF, quindi speriamo che le amministrazioni locali abbiano la possibilità di avere delle risorse autonome che siano legate soprattutto anche al territorio.